L'Università di Cagliari propone un progetto conoscitivo sulla discriminazione di genere nel mondo della ricerca all'interno del proprio Ateneo. Vediamo. Rettore, è un progetto che tende a sovvertire questa discriminazione, mi faccia passare il termine, tra uomini e donne nel campo scientifico. Sì, dunque diciamo che è un bellissimo progetto che per la prima volta in Europa fa sì che si vadano intanto a conoscere i numeri, cioè nell'ambito universitario di varie università europee si andrà a fare un approfondimento e uno studio scientificamente valido di come, in che condizioni siamo, sia per quanto riguarda appunto l'equilibrio di genere, il famoso soffitto di cristallo, per cui il non raggiungere posizioni apicali anche nel mondo della ricerca e della cultura universitaria, sia andare a verificare il problema delle molestie che sappiamo purtroppo entra sempre più spesso in quelle che sono dei condizionamenti per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo delle figure femminili. Questa indagine che partirà a breve è un questionario che avrà modo di permettere in maniera assolutamente rigorosamente scientifica, rigorosamente anonima, di sapere quali sono le reali motivazioni e pericoli che possono essere stati vissuti dai nostri ricercatori, dai nostri professori, dai nostri docenti, dai nostri studenti. E poi ovviamente pubblicheremo questi dati, li renderemo visibili e li mettiamo a confronto con le altre realtà europee, per cui è veramente un momento, io mi attendo molto da questo progetto, perché finalmente andremo a capire bene quanto è grave, quanto è pesante, quanto è importante questo tipo di problema nella nostra realtà, vicino a noi, a casa nostra. Allora, il progetto Super è un progetto europeo finanziato sul programma Horizon 2020, è un progetto che durerà 4 anni e prevede 8 partner internazionali provenienti da 6 nazioni diverse e ci sono 4 università che sono l'Università Complutense di Madrid, l'Università di Cagliari, la CEU University di Budapest e l'Università di Coimbra, che si sono impegnate a implementare un Gender Equality Plan. Cosa significa? Significa che ad aprile noi tutti usciremo con un piano di equità di genere che ci aiuterà a risolvere problemi di disparità che di solito ci sono nelle nostre, in generale nelle istituzioni e probabilmente anche nella nostra. Fondamentalmente noi andiamo ad analizzare 4 aree. Le 4 aree sono fondamentalmente quella della progressione di carriera di ricercatori e ricercatrici, quello della leadership, cioè quanto chiunque dell'Università di Cagliari, quindi a prescindere dal sesso, per esempio decide di candidarsi a una carica, no? Quella che vediamo adesso in generale, abbiamo dei dati nazionali che dicono che nelle cariche di solito si presentano più facilmente uomini che donne. Allora la domanda è perché? E questo il nostro progetto dice è perché a volte magari non ci sono dei meccanismi sufficientemente rassicuranti che ti dicono ok, potresti essere utile per la tua istituzione. Altre analisi che vogliamo fare è assolutamente quello degli stereotipi di genere. E poi un aspetto che forse uno non si aspetta dentro un Gender Equality Plan è per esempio fare in modo che anche nella nostra ricerca ci sia spesso, sempre, una componente, un'attenzione alla componente di genere. Banalmente, recentemente abbiamo visto degli articoli sui giornali che dicevano che è venuto fuori che gli algoritmi di intelligenza artificiale, per esempio quello che conosciamo noi sul riconoscimento facciale del nostro cellulare, ha dei bias, cioè tende a riconoscere meglio un uomo bianco piuttosto che una donna di colore. No? Allora, perché succede questo? Perché quando noi facciamo ricerca finiamo per buttare dentro anche nella nostra tecnologia gli stessi stereotipi che abbiamo noi. E quindi, per esempio, andare quindi a vedere questo tipo di attività, sia in campo tecnologico che per esempio nella medicina. Nella medicina è noto che succede che per ragioni assicurative vengono preferiti come cavie, come tester umani, degli uomini piuttosto che delle donne, perché ovviamente una certa medicina potrebbe influenzare, non lo so, tutto l'aspetto della fecondazione, eccetera, eccetera. Quindi questo, per esempio, porta ad avere
dei medicinali che sono più orientati agli uomini che alle donne. Insomma, cose di questo tipo, cose quindi sia sui numeri della parità, ma anche gli aspetti più scientifici che sono tipici di un'università. Tosse e